si sarà capito che una volta proclamato il Regno d'Italia molto ancora restava da fare. Il percorso non fu né lineare né sempre glorioso. Un primo esempio, tornando indietro di qualche anno, sono i fatti di Aspromonte, quelli dell'agosto del 1862, quando tra feroci polemiche Vittorio Emanuele II, incalzato dalle pressioni francesi in difesa di Roma, fermò il tentativo di Garibaldi, ferito e arrestato, di liberare la futura capitale, Roma. La vicenda incrinò ulteriormente la già precaria posizione del governo italiano nelle regioni annesse, in particolare al sud, tra sedizioni, arresti e esecuzioni sommarie. Prendiamo a simbolo del paradossale scontro fra truppe regie e garibaldini in Aspromonte i fratelli udinesi Adolfo e Riccardo Luzzatto. Il primo schierato con l'esercito regolare, il secondo con le camicie rosse. Quindi si trovarono uno di fronte all'altro a combattere da italiani con gli stessi ideali, uno davanti all'altro. E per fortuna poi lo scontro non ebbe un grande esito. Dopo alcuni morti Garibaldi si arrese e molte camicie rosse furono mandate in prigionia, condannate a morte e poi graziate. Riccardo subì infatti anche lui la prigionia al forte di Bard, Valle d'Aosta, da dove spedì anche diverse lettere che tuttora sono conservate. Della trentina di friulani partecipi di quegli eventi ricordiamo anche Alessandro Montico di San Vito al Tagliamento, fucilato per essere passato dal quarto fanteria dei regolari ai garibaldini. Un altro esempio è la campagna per la repressione del cosiddetto brigantaggio meridionale, una campagna intensa soprattutto negli anni fra il 1861 e il 65. E quella storia veramente triste, desolata, raccapricciante, che magistralmente è stata ripresa da Carlo Levi nel suo capolavoro Cristo si è fermato a Eboli. E fu una sorta di guerra civile, una guerra civile non dichiarata come tale, ma che fu di fatto una guerra civile e che fece più vittime di tutte le guerre del Risorgimento messe assieme e che può essere intesa, in parte almeno, come prolungamento di resistenze borboniche e pontificie, ma altresì come segnale di profondi disagi che il Risorgimento non seppe leggere né tantomeno risolvere. E ciò produsse, nel solco di una questione secolare, una frattura tra le genti meridionali e lo Stato italiano, una frattura che, lo sappiamo, nemmeno oggi si può dire davvero risolta. Alcune decine furono le vittime tra i numerosi friulani impegnati nella lotta fratricida. Citiamo, a loro perenne memoria, Angelo Baschera di Tavagnacco, Francesco Carlutti di Palmanova, che già dei 1000 era passato all'esercito regio, Antonio del Torre di Campoformido e Niccolò Flumiani di Udine.